Veneti è molto fatto anche per il radicchio di Chioggia, IGP. Non so se il Presidente vuole aggiungere qualcosa, passiamo intanto il microfono. Penso proprio di sì. Noi abbiamo vissuto un periodo tre anni quando è nata Chioggia Automercato, io indegnamente presidente e lui consigliere, nel senso che l'esperienza e anche qualcosa in più dell'esperienza, la capacità di essere posato e di dare consigli. Noi 10 anni fa ce ne vantiamo un po', forse non è stato bene recepito. Ed è l'ultima cosa, tra l'altro, è essere consigliere di Chioggia Automercato, perché poi nell'elenco delle cariche, delle esperienze, un'infinità, no? In questo. Però 10 anni fa la situazione di mercato era molto peggio di questa. Siamo venuti, abbiamo creato dei presupposti, di fatto abbiamo salvato il mercato. C'è stato un mezzo miracolo, è stato detto in quegli anni, in condizioni veramente difficili. Oggi il ragionamento è diverso, quello della prospettiva. Però io mi posso limitare solo a dire questo, perché lui, quando gli ho detto che avevamo individuato lui, ha detto no, io non sono da Chioggia, no? E poi, al di là di questa considerazione, uno non è da Chioggia, però vive e vuole promuovere il nostro prodotto. Però lui ha fatto un'altra considerazione. Quando hanno messo le basi, hanno inventato questo premio, no? Il radicchio d'oro a Treviso, lui ha detto, stavo dall'altra parte e dicevo, quello là è un paese vecchio, no? Vedo quel premio. Adesso lui ha detto, sono vecchio? No, non è vecchio. Non è vecchio perché uno non invecchia mai, soprattutto quando ha le idee molto chiare, molto precise, ed è un grande consigliere. Sì, grazie. In realtà sono un VIP, un vecchio in pensione, quindi buonasera a tutti, grazie del premio, complimenti a Claudia, è veramente bravissima, l'ho scoperta oggi. Grazie. Sì, il premio è una vita spesa per la verità e la realtà. E adesso ricevo qualche premio, ma è anche realtà. Detto questo, per farvi capire, la gamma, la filiera dei radicchi ai consumatori in Italia vale tra 800 milioni e 1 miliardo. Quindi a me ha stupito quando mi ha dato il premio alla giuria, che veramente ringrazio, perché secondo me non è stato facile per 5 chiogiotti dare un premio a un montanaro, tra l'altro, quindi gente di male, gente di non male. Però per farvi capire la dimensione economica che ci sta attorno a questa filiera qua, e consumo, questi sono i valori. E sui banchi di vendita in un modo o nell'altro, alla fine credo che 2 miliardi di volte il consumatore si avvicini a quella paglia rossa e tonda. E il calcolo è fatto relativamente a 80.000 tonnellate che dovrebbero essere la produzione del radicchio di Chioggia, che è la produzione, come diceva prima il Presidente, prioritaria in Italia. Ecco, per farvi capire. Detto questo, poi parlare di economia in questo contesto oggi, in questa situazione, ce ne vuole del coraggio, ma io il coraggio ce l'ho, anche le idee chiare. E credo che sia il motivo per cui poi forse è andato il premio, perché al di là delle idee chiare, poi dei risultati eclatanti nel corso della mia vita professionale ci sono stati per quanto riguarda le economie agricole che si sono sviluppate alla base di queste idee progettuali. Cioè, quando dico che poi i radicchi, il radicchio di Treviso in particolare, di Castelfranco, sono stati i primi in Europa a essere chiamati la prima verdura in Europa ad essere chiamata per nome. Prima era tutto radicchio, cipolla, patata, c'era Melinda, l'unico brand, non c'era niente altro. L'Unione Europea ci disse, guardate,
premiamo se andate in questa direzione di collegare fortemente le produzioni agricole al territorio, ed è quello che abbiamo fatto ed è quello che ho cercato di portare con le idee e l'esperienza che avevo maturato in quel di Treviso a partire da Castelfranco, perché il primo prodotto è stato il Castelfranco. Io abito a Castelfranco, anche se sono originario del Monte Grappa, quindi un vicentino. Ho portato le mie idee all'amico Giuseppe, che si è fatto subito carico di diffondere sul territorio, però lo dico subito, e questa è la chiarezza che voglio che sia per tutti, ma già ne aveva accennato forse anche parlando prima Antonini, mi pare, premiato, quando parlava di fare sistema, di fare squadra. Cioè uno può avere le idee anche chiare rispetto alla prospettiva, ma quando le idee si collegano a un territorio, o quel territorio fa squadra, o se no potete avere tanti profeti che volete in patria, ma non portate a casa nessun risultato. Ed è quello che sta succedendo a Chioggia. Attenzione, e questo io l'ho già detto anche in tempi non sospetti di fronte all'amministrazione comunale, piuttosto che altri attori della filiera ortofrutticola clodiense. Detto questo, dove sta il futuro? Allora, fate mente locale. Voi vedete in giro vino anonimo, vino rosso, vino bianco, vino da tavola, lo vedete ancora? Io sinceramente non riesco più a vederlo. O è di OCG, o è DOC, o è IGT. Quindi tutto il vino oggi in Italia ha un nome. Siamo partiti dal metanolo, era tutto vino da tavola. Dentro questa trasformazione il vino, la filiera del vino ha portato a casa valori aggiunti straordinari. Ed è quello, è il percorso che noi dobbiamo fare con i nostri radicchi, che stiamo facendo e siamo avanti, perché ci chiamano in giro per l'Italia e anche in giro per il mondo a parlare di questa esperienza unica nell'ambito orticolo. A Chioggia abbiamo anche una fortuna in più, e lo faceva capire prima il Presidente. Abbiamo la fortuna che abbiamo la possibilità di avere tutto l'anno un prodotto sui banchi di vendita che si può chiamare Chioggia, IGP nella sua stagione, Rosa di Chioggia nell'altra stagione, perché abbiamo anche questa fortuna. Abbiamo anche registrato un marchio che si chiama la Rosa di Chioggia, che abbiamo già, di questo abbiamo già messo al corrente il Presidente del Consorzio, nonché l'amministratore unico del mercato di Chioggia, che c'è questa possibilità come organizzazione di produttori di mettere a disposizione anche questo. È un progetto strategico condiviso sul territorio. Il progetto strategico c'è, la condivisione è solo parziale. Se non troveremo da questo punto di vista le istituzioni locali disponibili, noi abbiamo fatto la nostra parte e ci ritireremo in quel di Treviso, andremo avanti per la nostra strada. Cioè questo, bisogna anche dire delle cose, perché sennò credo che siano i momenti in cui si può fare un punto della situazione con grande, come dire, reciprocità e anche costruttività, però bisogna anche far capire che se in questi difficili momenti in cui l'economia per certi versi sta radendo al suolo alcune aziende agricole e ortofrutticole, ci sono anche delle prospettive, e per fortuna Chioggia attraverso il suo radicchio ha tutti gli strumenti per poterlo fare. In più, attenzione, qua è un elemento che non abbiamo toccato forse finora, ma che è altrettanto importante. Noi siamo un mondo agricolo, siamo sui territori, siamo negli ambienti. Covid insegna, ma era già partito da prima. L'ambiente per il consumatore sta diventando una componente fondamentale nella qualità del prodotto che proporremo alla sua attenzione. Quindi prima buone pratiche ambientali e poi buone pratiche agricole. Fra l'altro, voi come territorio, Chioggia, io veramente quando attraverso il ponte mi sento bene, perché è un territorio meraviglioso. E il radicchio ha tutto per esprimere questo territorio meraviglioso. Bisogna comunicarlo, però c'è tutto, e inoltre
abbiamo anche, per farlo e farlo bene, le risorse comunitarie, perché l'Unione Europea dice: se siete bravi a produrre qualità in territori di qualità, noi vi diamo risorse aggiuntive. È il caso di questa iniziativa qua. Ancora ci credo, non so per quanto ci crederanno ancora se non cresciamo di più. Però questa è la situazione in cui questo progetto strategico, non sto parlando di fantasie, questo progetto strategico innovativo di ricerca e innovazione è già in essere da 1 anno e mezzo e vede coinvolte le istituzioni, parlo dell'Università di Padova piuttosto che il Centro Ricerche della Regione Emilia-Romagna, piuttosto che la World Biodiversity Association, piuttosto che col diretti regionale e piuttosto che Oppo Veneto, che è quella che poi è l'elemento portante di tutte queste situazioni, perché anche questa realtà, che poi è strumento comunitario per l'applicazione delle politiche comunitarie del settore ortofrutticolo, perché anche questo momento qua, alla fine, sono le organizzazioni di produttori che hanno le disponibilità dall'Unione Europea di poter supportare e cofinanziare queste iniziative. Quindi questo è, allora, a Chioggia c'è tutto questo, manca un passaggio. Presidente sa bene a cosa mi riferisco e credo che, non so se poi qua in sala c'è qualcuno dell'amministrazione comunale e comunque c'è il consigliere regionale, tra l'altro perfetto, tra l'altro ieri avevamo parlato con il suo assessore, con Federico Caner, che ci conosciamo da tanto tempo, e tra l'altro io gli davo del lei perché è diventato assessore all'agricoltura e una serie di deleghe al turismo. Questo è un altro ragionamento strategico per il territorio. Voi a Chioggia, fra turismo, agricoltura e pesca, siete già a posto, no industrie per favore, però salvate l'ambiente, se no il turismo lo perderete, se no i vostri prodotti agricoli e della pesca avranno sempre meno valore, saranno sempre più commodity e non speciality, quello che noi dobbiamo diventare con il radicchio di Chioggia, che oggi è ancora troppo commodity e poco speciality. Avevamo modo ieri in una videoconferenza appunto di parlare con l'assessore di queste cose qua e concorda con questo tipo di impostazione, perché effettivamente è quello che ci chiede il consumatore europeo, perché noi ci facciamo tanti problemi rispetto all'Europa e alle politiche comunitarie. In realtà le politiche comunitarie sono la traduzione dei desiderata dei consumatori europei. Provate a pensarci. E se noi riusciamo a interpretare per tempo questi desiderata, saremo sui territori vincenti. Lo abbiamo dimostrato con alcune operazioni, non solo da Ricchio di Piso Castelfranco, penso alla Sparro di Badoere, piuttosto che alla ciliegia di Marostica, tutti i fronti, o all'insalata di luce, tutti i fronti su cui io ero impegnato allora operativamente e quotidianamente. Adesso qua c'è il presidente di Oppo Veneto che è impegnato lui quotidianamente su queste operazioni qua, che però hanno dato dei risultati. A Chioggia penso che sia assolutamente replicabile questo, basta che concorrino a questo. Io vi ringrazio veramente di cuore del premio, che tra l'altro è bellissimo, cioè io sono orgoglioso di ricevere un premio io l'ho guardato veramente molto, cioè è un'opera d'arte e lo ricevo, grazie, lo ricevo molto volentieri. All'intervento di Cesare Bellò, che da grande esperto qual è, ci ha già indicato la strada e quindi le possibili misure, devo dire anche con chiarezza, da seguire, da adottare per spingere sulla promozione e quindi sulla crescita di questo prodotto qual è il radicchio di Chioggia. Una domanda difficile. Adesso siamo in questo momento molto difficile per l'economia, come dicevamo anche in apertura, no? C'è lo stallo o comunque il funzionamento di intermittenza della catena degli hotel, dei ristoranti, dei catering, per cui certamente si registrano grossissimi cali delle richieste, delle vendite. L'immagine che ci portava prima il Presidente di produttori che devono buttare il raccolto, se ci soffermiamo un attimo a pensarci, credo sia veramente drammatico. Voi immaginate
cosa si prova a dover buttare via il frutto del proprio lavoro, quello che si è cercato di ottenere con tanto sacrificio. Quindi anche dal punto di vista psicologico deve essere veramente un periodo difficile, ma sappiamo che l'economia per propria natura ha un funzionamento ciclico, quindi dopo dei periodi di crisi tendono ad esserci dei momenti di rialzo. Allora la domanda difficile è questa: possiamo fare una previsione? Non abbiamo ovviamente la sfera di cristallo, abbiamo una di vetro. Possiamo fare una previsione? È possibile immaginare che dopo questo momento così di chiusura, di sofferenza, che ormai insomma speriamo possa finire al più presto, è possibile immaginare che ci sia una spinta, che si possa anche sfruttare questa spinta per inserirci con il radicchio di Chioggia, con il mondo ortofrutticolo? Sì. Sì, io non sono un economista, sono un esperto, però qualche idea ce l'ho anche su questo. Ieri io coordinavo, c'è un tavolo di lavoro interprofessionale nell'ambito della filiera di radicchio, e quando si parla di interprofessione significa che attorno a quel tavolo ci stanno tutti, dal mondo della produzione rappresentato dalle organizzazioni sindacali, tutte nessuna esclusa, piuttosto che il mondo delle organizzazioni di produttori, che dicevo sono strumenti dell'Unione Europea, piuttosto che la distribuzione moderna, la distribuzione tradizionale, i mercati di grosso. Ci sono tutti a parlare della filiera di radicchi, di come creare valore nella filiera di radicchi. Era impensabile fino alla riunione precedente praticamente arrivare a delibere all'unanimità sulla promozione, in questo caso, di radicchi italiani e delle denominazioni d'origine, perché abbiamo questa fortuna, noi la gamma di radicchi hanno 5 denominazioni d'origine. Quello era impensabile. Quello che è successo ha fatto riflettere tutti. Io ho avuto modo di dire ieri, perché naturalmente c'è sempre chi pensa solo al proprio campanile, anche in un contesto di filiera. Quando dicevo prima dobbiamo fare il sistema, c'è sempre chi che pensa al proprio ambito, ma oggi non possiamo fare più così. Io ho portato l'esempio di mentre Roma discute, Sagunto viene rasa al suolo dall'Inter, e oggi vengono rase al suolo le aziende del settore ortofrutticolo. Se noi come interprofessione, che abbiamo riferimento direttamente a Bruxelles, siamo strumento comunitario per dare una mano alla filiera del radicchio a creare valore a partire dalle aziende agricole. Questo è un contesto, però, e questa è una risposta per quello che dovremmo fare. Però questa pandemia a me personalmente, ma credo a tutti, ha insegnato a usare più tecnologia. C'è anche questo, attenzione a quello che dico, questo per i nomi, per il Chioggia, per il radicchio di Chioggia, vuol dire che apre degli orizzonti globali, sono nicchie locali, ma che hanno opportunità globali oggi con questa tecnologia, ma dobbiamo darci da fare, non può farlo il Presidente. Io che ho fatto il primo Presidente del Consorzio Radicchio Treviso, se non avessi avuto intorno a me dalle amministrazioni comunali, la provincia, la regione, la Camera di Commercio, che attorno al tavolo di cui coordinavo i lavori erano pronti ognuno a fare la propria parte, mettendo insieme il consorzio di promozione turistica piuttosto che il consorzio dei ristoranti, del radicchio, in questo caso, perché abbiamo anche quello, se non ci fosse stato questo sistema non saremmo arrivati, o avremmo avuto bisogno di 10 volte tante risorse per portare a casa risultati magari inferiori. Invece, investendo in capitale umano, in coinvolgimento del territorio, se credete nella bandiera del vostro nome Chioggia attraverso il radicchio, è interesse di tutti, è interesse di tutti. Vi dicevo prima che nel corso dell'anno 2 miliardi di atti d'acquisto, secondo me, guardando le quantità, avvengono sul prodotto che oggi la stragrande maggioranza si chiama tonno, e potrebbe e deve essere tutto chiamato Chioggia. A quel punto si crea il valore. Alle spalle il territorio deve essere a posto, perché non possiamo andare a promettere al consumatore che ti vendiamo il fatto di Chioggia al territorio
che ha una valenza ambientale nell'apparenza ma non nella sostanza, perché poi quando viene a fare il turista e chiede il riscontro di quella cosa là, se non corrisponde, hai ottenuto l'effetto contrario, sempre di peggio dal punto di vista del marketing, di andare a promettere delle cose che poi non siamo in grado di mantenere. Quindi questa pandemia secondo me dà delle opportunità interessanti, importantissime, però dobbiamo saperle sfruttare, dobbiamo fare squadra. Grazie a Cesare Bellò. Presidente, la consegna proprio un momento solenne, diciamo. Eccolo qui, Cesare Bellò che riceve il premio Radicio De Vero 2020. E così siamo arrivati alla conclusione di questo nostro incontro in cui è stato protagonista il radicchio di Chioggia IGP, lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto, tradizione del territorio che si tramanda ormai da 100 anni. E in conclusione potremmo anche riassumere quelle che sono le 3 caratteristiche principali di questa terra che fanno il radicchio di Chioggia quello che è, ovvero il terreno sabbioso, la vicinanza al mare che quindi determina una temperatura un po' più mite rispetto all'entroterra, e poi la presenza di minerali disciolti nel terreno che sono apportati dai fiumi che arrivano qui e così via, ma poi il pubblico qui ovviamente lo sa anche meglio di me. Quindi ecco il protagonista, il Principe Rosso, che l'ha fatta da padrone quest'oggi, ma anche i nostri ospiti, i nostri premiati, poi la vicinanza delle istituzioni che sono state quest'oggi rappresentate. Lascio chiudere però al Presidente del Consorzio con un saluto, augurandoci di rivederci per una seconda edizione. Il prossimo anno faremo la seconda edizione, mi auguro anche con un bel buffet, con la possibilità di tutti quanti di cogliere l'originale gusto del radicchio. Quindi al prossimo anno. E ringraziamo insieme anche Mauro Gambina e Giampaolo Venturato di Speak Up, l'agenzia di comunicazione, che hanno collaborato per questo evento. Grazie.